Il contratto di Rete Veneta lo sottoscrive? Lo sottoscrivo, mi impegno con Rete Veneta a portare avanti per la città questi punti che abbiamo condiviso. Bene, allora procediamo con la firma. Francesco Rucco, candidato del centrodestra, firma. Puntualizza giustamente che la ZTL verrà tolta di giorno solo nelle zone condivise con cittadini, residenti e commercianti. La stessa attenta valutazione se la riserva anche l'alfiere del centrosinistra, Otello Dalla Rosa, che poi firma pure lui. Sono 10 punti che impegnano l'amministrazione a valorizzare il centro storico, la città, creando le condizioni per una qualità della vita migliore, e quindi mi sento di sottoscriverle, con qualche piccola precisazione che ho scritto, ma mi sento di sottoscriverle. E allora prego. Il candidato di Siamo Veneto, Andrea Maroso, firma tutto, tranne la candidatura di Vicenza a Capitale della Cultura 2022. L'ho sottoscritto in tutti i suoi punti. Il primo, per quanto mi riguarda, sarà sicuramente sicurezza e Banca Popolare di Vicenza. L'unico punto che non mi sono sentito di sottoscrivere è quello su Vicenza Capitale della Cultura del 2022. Secondo me è troppo presto, ci vogliono, non bastano 4 anni per organizzare un evento di quel tipo. Anche Franche Quizzi fa una piccola modifica. Scrive che l'accoglienza deve riguardare solo i profughi e specifica che Vicenza deve essere capitale della cultura sempre. Per il resto non si può che concordare con questo contratto. Prego allora la firma. Firma anche Leonardo Bano della lista No Privilegi Politici, che corregge solo il punto sull'accoglienza dei profughi, che preferisce definire programmata. Oggi compio gli anni, fatemi un regalo, grazie. E auguri a Leonardo Bano. Chi invece condivide totalmente il contratto è Filippo Albertin della lista Potere al Popolo. Un contratto ragionato, molto concreto, che mi piace molto, quindi lo sottoscrivo in pieno.